Il grande complesso petrolchimico di Porto Marghera, la più grande area industriale chimica d'Italia, tra le maggiori d'Europa, ospita lo stabilimento di Alchimia, leader europeo nella chimica del fluoro, che punta a divenire punto di riferimento per la produzione di materie prime destinate alle batterie del futuro. Alchimia ha deciso di investire su questo sito produttivo, come mai è particolarmente strategico? Questo è un sito che in realtà produce acido fluoridrico dal 1954, quindi sono circa 70 anni, sono 70 anni che produce acido fluoridrico. L'acido fluoridrico, appunto, come dicevo prima, è alla base di tutta una serie di produzioni ad altissimo valore aggiunto, non solo in Italia ma in tutta Europa. L'idea dietro il rilancio di questo sito da parte di Alchimia è dovuta principalmente allo sviluppo che nei prossimi anni ci sarà per tutta la chimica del fluoro. Il nostro viaggio inizia nel laboratorio, dove tecnici altamente specializzati sono al lavoro per sviluppare nuovi prodotti. L'attività di ricerca è continua. Crediamo molto nello sviluppo scientifico e nella ricerca scientifica, quindi abbiamo personale assolutamente qualificato per farlo e abbiamo investito molto, stiamo investendo molto, non solo nell'attrarre talenti che magari sono andati anche all'estero e quindi farli rimpatriare dalle università straniere, ma sviluppare proprio qui in azienda un polo di eccellenza per quelli che saranno i prodotti del futuro. Non soltanto scoprire nuovi materiali, soprattutto affinare e rinnovare le metodologie. Passeggiando all'esterno ci spiegano come si stanno modernizzando le attuali linee di produzione. Quello che si sta realizzando è in sostanza un nuovo impianto tecnologicamente molto avanzato rispetto alla tecnologia standardizzata negli anni dal 54, da quando questo stabilimento è nato. Quindi andiamo a sostituire le vecchie linee di produzione con una nuova linea di produzione tecnologicamente più avanzata. Non è solamente importante per tutte le produzioni che attualmente prendono vita a partire dalla nostra materia prima, ma soprattutto per quelle che sono le produzioni prospettiche, ovvero considerate che circa il 15% di ciascuna batteria, quindi batteria per i motori elettrici, batterie in generale per quello che si chiama energy storage, hanno al proprio interno prodotti a base di fluoro. Quindi il sito di Alchimia è importante per quello che fa oggi e per quello che ha fatto negli scorsi 70 anni, ma è molto importante in chiave strategica e prospettica per tutte le produzioni che andremo a realizzare qui e che consentiremo ad altri di realizzare altrove in Europa. Va da sé che sono continui gli investimenti. Assolutamente sì, questa è un'azienda che negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi da quando è stata acquisita dal fondo di private equity Blantyre, ha visto una pioggia di investimenti per diverse decine di milioni. Proprio perché il settore ha grandi potenzialità di sviluppo, lo stop ai motori a benzina e diesel dal 2035, approvato dall'Unione Europea, apre importanti scenari di crescita del mercato delle auto elettriche. L'Europa aveva nel motore termico la sua principale competenza, quindi correttamente abbiamo provato a resistere il più possibile, ma che ci sia una preponderanza nei prossimi anni di macchine a motore elettrico è un dato innegabile e incontrovertibile, è un effetto incontrovertibile. Quindi la nostra capacità, intendo nostra come sistema, deve essere quella di cogliere l'opportunità. Deve essere quella di cogliere un'opportunità che è dovuta principalmente dal fatto che ci sono qui università, competenze che effettivamente possono essere un ambiente ideale per il proliferare di queste nuove attività. Ci saranno nuovi posti di lavoro che verranno creati in questi settori, che oggi non ci sono. Tanta tecnologia, ma che non soppianta l'uomo e le sue competenze. Assolutamente no. Ecco, anche in questo sito industriale voi avete visto che seppur siano le macchine a lavorare, il prodotto non si vede neanche perché è assolutamente confinato, ma l'uomo è centrale, quindi le competenze delle persone sono centrali. E in tutto questo non viene tralasciata l'economia circolare. Come? Durante la produzione dell'acido fluoridrico si coproduce contemporaneamente il solfato di calcio. Il solfato di calcio è quello che comunemente chiamiamo gesso. Cosa ha di fondamentale? Il gesso è utilizzato tantissimo in diversi campi, tra cui quello delle costruzioni e in agricoltura come ammendante e additivo ai fertilizzanti. Lo esportiamo in tutta Europa ed è un sottoprodotto che ha un grandissimo valore aggiunto. Abbiamo la testa e il cuore
in questo territorio e quindi l'idea è investire in questo sito a Porto Marghera tutte le nostre risorse al fine, appunto, come dicevo prima, di supportare quello che sarà lo sviluppo futuro dell'azienda, che chiaramente avrà 3 direttrici principali. Una è quella dell'energy storage, la seconda invece è il mercato emergente dei microchip, che hanno una grande necessità di prodotti fluorurati, ancora una volta, che vengono fatti a partire dal fluoro, e la terza è quella delle materie prime per il mondo farmaceutico. Dal 10 al 12 aprile Alchimia organizza la seconda edizione del Battery Forum. A Venezia l'evento di richiamo internazionale catalizzerà i maggiori player del settore.